Buongiorno amici di Matto Scacco, oggi voglio portarvi con me nel torneo che ho fatto 2 giorni fa. Era un torneo rapid, 15 minuti fissi a testa senza variazione di punteggio, quindi non troppo impegnativo. Era così un torneo del sabato pomeriggio per passare il weekend in armonia. Cosa c'è di meglio per uno scacchista? Ho partecipato a questo torneo con il mio migliore amico Simone e adesso ti spiegherò benissimo passo per passo l'esperienza e ti racconterò anche con il vlog registrati proprio durante quel giorno. Premessa, come abbiamo partecipato a questo torneo? Praticamente qualche giorno fa era il compleanno di Simone e i suoi suoceri per festeggiare il compleanno gli hanno regalato l'iscrizione a questo torneo. Al che Simone fa: Cri, ti va di accompagnarmi? Bene, se c'è da giocare a scacchi sono sempre presente, quindi andiamo in questo torneo. Eccolo che arriva il socio del torneo con la sua macchinina, guarda. Bagnata, si sa che sta piovendo qui fuori. Ci siamo? Allora, qui siamo pronti per il primo posto? Siamo pronti a portare un po' di prodotti a casa. Va bene, Va benissimo. Grande. Ciao ragazzi, siamo partiti in direzione torneo. Guardate che bel tempo, sta piovendo in maniera cattiva. Non abbiamo portato l'ombrello? Uno c'è piccolino. Ok, va bene. Piccolino, facciamo i due. Ma come si dice? Torneo bagnato, torneo fortunato. Ultimo, per gli altri. È il mio primo torneo. Il primo torneo, esatto. Dopo tante partite. È vero, blitz serali. Sì, su scacchiera digitale, è vero, molto difficile. Tra l'altro, scacchiera fisica è tutta un'altra cosa, ragazzi. Tra l'altro ragazzi, Simone poi dopo questo torneo, diciamo un torneo augurale, perché poi si trasferirà alle Canarie. Io, siccome voglio pagare poco le iscrizioni ai tornei, cosa faccio? Cambio paese. Paese. In Italia, cacchio, solo essere iscritti a un circolo, solo. È vero. Si sa tutto di più, non si sa perché. Esatto. Perché il livello più basso e niente, si trasferirà a Fuerteventura e aprirà lì un business, ha già delle case che gestisce, mette in affitto per i vacanzieri, per chi vuole. Esatto, e quindi vacanza, visto che stressati, esatto, visto che qui piove nonostante siamo a maggio, mamma mia, e siete stressati e volete farvi qualche giornetto a Fuerteventura, contattatelo, lasciate un commento qui sotto, mettiamo un coupon sconto, qualcosa. cacchio. Va bene. Intanto c'è la guardia penitenziaria davanti, dice che un segno. Uno sconto Matto Scacco. Sconto Matto Scacco reale si può fare? Si può fare. E allora lo faremo. Il capo, che è mia moglie. Il torneo era organizzato dal club di Varese e quindi spesso fanno bellissimi tornei nell'Interland varesino, e in questo caso il torneo si trova all'interno di Villa Panza, una villa abnorme, dove veramente era facilissimo perdersi. Ci eravamo persi già 4-5 volte finché non troviamo una buona samaritana che ci invita e ci accompagna nel punto giusto dove poi si sarebbe svolto il torneo. Allora Simo, siamo arrivati a questa sede del torneo. Cioè in realtà non è la sede del torneo, cioè dobbiamo ancora capire dove andare. Intanto siamo riusciti ad arrivare fino qua, ecco. Esatto, sono in salvi. Con Già ti danno un po' di punti solo se riesci a trovare l'ingresso. A capire dove. Una volta arrivati lì ed esserci registrati al torneo, scopriamo che in realtà il torneo, che doveva iniziare alle 17, in realtà sarebbe iniziato alle 17:30 perché prima c'era un tour guidato molto veloce della villa. Ragazzi, siamo qui, ci stiamo attendendo prima del torneo, ci sarà questa visita guidata della villa e quindi un po' di cultura prima delle mazzate. Ragazzi, per carità, il tour della villa è stato bello, è stato interessante, la guida ha spiegato con passione e con competenza, ma chiamatemi cinico, chiamatemi retrogrado, chiamatemi ignorante, ma c'erano alcune cose di quella villa. Allora, c'erano delle camere completamente adibite all'arte, l'arte contemporanea. Non so voi che cosa pensate dell'arte contemporanea in tutti i sensi, sia da quella musicale che da quella figurativa. Ragazzi, c'erano non sto scherzando, c'erano delle tele, dei quadrati
monocolore, tipo una tela rossa, una tela blu. Sì, c'era qualche minima sfumatura, ma è come quando voi andate su Paint, prendete il secchiello, riempite tutto. Bene, ecco, quella era un'opera. Cioè, quella era un'opera che valeva tantissimo. Ma tante, e c'erano tante così, tanti colori. Paint tutto giallo, Paint tutto rosso, la stampi. Opera. Quindi, vabbè, è stata una guida, ripeto, interessante, ma per il mio grado di preparazione non sono riuscito a godermela e queste cose onestamente non riesco a farmi andare giù. Ma detto ciò, finita la visita, e comunque in ogni modo è stata interessante, arriva finalmente il momento di andare in sala da torneo. Torneo settato. Perché sennò con un attimo poi facciamo. Bene, obiettivo arrivare a giocare su questa. Che dici, Simo? Primi 3 posti. Esatto. Primi 4 in realtà, perché. È vero. Il primo turno è andato bene, ma purtroppo non sono riuscito a fare dei vlog, dei racconti tra un turno e l'altro. Perché? Perché eravamo già in ritardo, gli organizzatori hanno corso molto. Io tra l'altro, sapendo che ci metto tanto a muovere ogni volta, ero sempre tra gli ultimi che finivo le partite, ed essendo tra gli ultimi, tempo di andare in bagno, perché io vado sempre in bagno tra un turno e l'altro, a me la tensione mi fa fare pipì 14 volte al secondo. Vado in bagno, tempo che ritornavo dal bagno erano già tutti seduti pronti per il prossimo turno, io ero sempre poi il ritardatario, quindi non avevo tempo di prendere la fotocamera, di fare un video alla sala o commentare come era andato il turno precedente e quindi così. E poi arriva finalmente il momento delle premiazioni. Eccoli i campioni, il pasto dei campioni, sono tornati i vincitori. Vogliamo raccontare? Allora, posso raccontare la mia esperienza? Ragazzi, il torneo con quanti partecipanti? 40? 47, 47 partecipanti, arriva il primo turno di Christian, vince il primo turno. E inizia a essere che però sai, magari una la vinci, una la perdi. Secondo turno vince anche quella e Christian inizia a crederci veramente che il sogno possa realizzarsi. Il sogno ovviamente è quello di arrivare tra i primi 3, quello è l'obiettivo, perché l'obiettivo è che c'erano i premi, ti davano robe alimentari e queste cose che stiamo mangiando, spoiler, non sono quelle che abbiamo vinto. Terzo turno la vince 3 su 3, tra l'altro i turni erano 6, quindi ne ho altre 3, bisogna vedere, magari mi fermo a 3, non ne vinco più, magari mi fermo a 4. Ovviamente più le vinci, più giochi con gente forte. Esatto, quindi gli ultimi turni sono decisivi. Arriva il quarto turno, sono in seconda scacchiera e la vince. 4 su 4, mi sentivo un dio. Mancavano ancora 2 turni, tra l'altro. E ci dicono dall'organizzazione, era un torneo senza punteggio, organizzato molto così alla buona, ci dicono dall'organizzazione che si era fatto tardi, quindi anziché fare 6 turni ne facciamo 5 di turni. Vai, meglio, sono 4 punti e eravamo solo in 2 a 4 punti, gli altri erano dietro, 3,5, 3 eccetera, quindi e tra questi non c'era Simo. Ultimo turno, prima scacchiera, gioco con l'altro che aveva 4 punti. Andiamo, giochiamo, vado in vantaggio di un pedone, arriviamo in un finale di donna e cavallo e pedoni, a un certo punto faccio 4 ragionamenti. Avevamo sull'orologio 5 minuti. Il ragionamento dell'esperienza. L'esperienza da giocatore di torneo è: Christian, tu stai giocando in prima scacchiera, quindi stai giocando con gente forte che ha un buon punteggio, no? Se la patti entri comunque a premi, cioè non ho mai visto uno in prima scacchiera che patta l'ultimo turno e non entra a premi per forza, perché anche se quelli dietro che erano a 3,5 vincono, vanno a 4,5 come te, però gli altri giocavano in terza, in quarta, in quinta scacchiera, tu che sei in prima, quindi con un pedone in più non forzo la vittoria ma faccio la ripetizione di mosse. Dietro tra l'altro qualcuno dice: ma potevi provare a vincere.
No ragazzi, tranquilli, sono fatto i miei calcoli, non ditemi nulla, è tutto qui nella mia mente. Classifica finale, guardo il primo posto, Non c'è. guardo il secondo posto, non c'è, vabbè adesso al te. Guarda il terzo posto, non c'è, ragazzi, quarto posto a pari merito con gli altri. Ovviamente che ve lo dico fare che i premi erano solo per i primi 3 e quindi non posso dire neanche magra consolazione perché questa cosa l'abbiamo dovuta Questa è una l'abbiamo dovuta grandissima pagare. consolazione a pagamento, però Ragazzi, bene. sempre interessante i tornei. Questo mi ha insegnato una grande lezione. Gioca fino in fondo. Cioè, per paura di perdere un finale, tra l'altro con un pedone in più, ho giocato così, fatta. Invece bisogna giocare, ragazzi. E niente, il torneo è finito. Anche questo torneo mi ha dato ovviamente esperienza, mi ha insegnato una preziosissima lezione che è quella di non aver paura di vincere, di giocare fino in fondo le partite, a maggior ragione in questo torneo dove veramente non c'era nulla da perdere. Il torneo è stato organizzato bene, alcune scacchiere erano in plastica, alcune erano di legno e quando giocavi sulle scacchiere di legno era tutta un'altra cosa. Io ci tengo veramente tantissimo a questo discorso qui. Tra l'altro ragazzi, se volete avere una scacchiera di legno, non ce l'avete, venite su mattoscacco.com che stiamo esaurendo le scorte di magazzino perché presto annuncerò qualcosa di importantissimo, quindi prendetevi le ultime scacchiere che ci sono su Mattoscacco, ci sono prezzi scontati e noi ci vediamo nel prossimo video con la speranza che vi sia piaciuto. Ciao a tutti!